di polemiche il ministro della cultura a Venezia, visita solo il padiglione Italia, l'Arsenale su buttafuoco toni morbidi, ma la divisione resta. È l'imprenditore Massimo Tabaro, 57 anni, di Portogruaro, con azienda Pramaggiore, la vittima del terribile schianto di ieri lungo la 4 tra Meolo e San Donà. L'uomo viveva a Tiene con la moglie vicentina. Faida tra tunisini a Venezia. Mohamed Sacca, uno dei due arrestati nel corso del blitz trovato con la katana nei pressi della chiesa, era stato allontanato da Venezia. Furto con scasso e danni alla sede della Croce Rossa del quartiere Altobello a Mestre. I fatti risalgono a ieri e sono stati resi noti dalla stessa Croce Rossa. Prima del pomeriggio ignoti si sono introdotti nella struttura aprendo alcuni zaini dei volontari. Quasi 1000 denunce in Veneto nel 2024 nel settore delle costruzioni, oltre 5.000 le denunce presentate in totale nello stesso periodo per danni da lavoro. I dati sono emersi al convegno di Formedil Artigianato Veneto. Edizione veneziana dei telegiornali di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Dunque il ministro della cultura Alessandro Giuli ha visitato per la prima volta la Biennale dopo le polemiche di queste settimane con il presidente Pietrangelo Buttafuoco. La sua è stata però una visita lampo circoscritta unicamente al padiglione Italia all'Arsenale. Quasi 2 settimane dopo l'apertura ufficiale al pubblico, il ministro della cultura Alessandro Giuli è arrivato alla Biennale. Le polemiche roventi col presidente Pietrangelo Buttafuoco sull'apertura del padiglione russo, con tanto di invio di ispettori dal ministero, in un caso diventato internazionale, appaiono accantonate almeno per un giorno. Quella di Giuli è stata però una visita lampo molto circoscritta. Ha visitato anche lei i giardini dell'Arsenale, i giardini della Biennale? No, adesso stiamo andando a Palazzo Labia, è una visita un po' veloce questa. I giardini sono la sede storica della Biennale, lì si trova il padiglione russo e anche quello di Israele, cuore di un fronte aperto che ha portato anche alle dimissioni della giuria internazionale. Giuli si è limitato quindi a visitare il solo padiglione Italia all'Arsenale. È un segnale dovuto al padiglione Italia, che è il padiglione del Ministero della Cultura, e è un segnale di sopraggiunta tranquillità. È un segnale che ci lasciamo alle spalle ogni polemica, è un segnale di amore per Venezia, caso mai non si fosse capito che l'amore per Venezia non era mai venuto meno. È un grande segnale d'amore per la Biennale, qualunque cosa sia accaduto, per la storia della Biennale e per tutto ciò che esprime insieme con il Ministero. Poco dopo, a microfoni spenti, parlando di Buttafuoco, Giuli cita Aristotele su amicizia e verità, sebbene entrambe le cose siano care, è dovere sacro onorare la verità al di sopra degli amici. In altre parole, col presidente della Biennale resta sia l'amicizia che la divergenza di vedute. Ha visto Buttafuoco? Perfetto, grazie. Sì, certo che l'ho visto. Com'è andata? Benissimo, come può andare con Buttafuoco? Grazie mille. Si chiamava Massimo Tabaro ed era un manager che viveva tra Tiene e il porto gruarese, l'uomo che ha perso la vita nel drammatico incidente lungo la A4. Si chiamava Massimo Tabaro e aveva 57 anni. Sono state necessarie alcune ore prima che venisse identificato come l'uomo che ha perso la vita nel drammatico incidente avvenuto sulla A4, all'altezza dello svincolo di San Donà in direzione Trieste. Nato a Portogruaro, manager per un'azienda di Pramaggiore, sposato e residente a Tiene, lascia un figlio. La notizia della sua scomparsa ha destato una profonda commozione e costernazione nel Vicentino come nel portogruarese e nel pordenonese, dove era molto conosciuto. Lo scontro tra la sua BMW e un tir nel tratto a 3 corsie della A4 tra Meolo e San Donà di Piave era stato violentissimo. Sul posto erano prontamente intervenuti il SUEM 118 e i vigili del fuoco, ma il veicolo nel quale viaggiava il manager era stato rapidamente avvolto dalle fiamme poco dopo l'impatto. Oggi è il giorno del lutto nelle comunità che tra le province di Vicenza, Venezia e Pordenone l'avevano conosciuto. Faida tra tunisini a Venezia. Mohamed Sacca, uno dei due arrestati trovato con la katana, era stato allontanato da Venezia. Arrestati e trasferiti in carcere altri 2 dei 5 membri del clan tunisino della famiglia Sacca, in guerra ormai da tempo col gruppo rivale dei Mallatta Venezia, sui quali pendeva un mandato d'arresto e custodia in carcere per gli accoltellamenti in centro storico e per cui sono stati indagati su ordine della procura per rapina aggravata, furto aggravato e lesioni.
Uno dei fermati fa parte dell'ordinanza emessa a seguito dell'indagine partita dal pestaggio di un cittadino palestinese ad aprile, su cui hanno indagato i carabinieri. L'altro, rintracciato e bloccato in Lombardia, era l'ultimo dei ricercati vicini al clan dei Sacca, raggiunti dalle 3 misure emesse per tentato omicidio nell'inchiesta sull'accoltellamento di San Barnaba del 22 aprile a Venezia, condotta invece dalla squadra mobile della questura. A Mohamed Sacca, uno dei 2 arrestati circa una settimana fa, il tribunale aveva concesso di tornare a Venezia, revocando il divieto a suo carico in seguito ai maltrattamenti contro la compagna residente alla Giudecca. Domenica notte però era sul sagrato della chiesa con una spada giapponese tenuta lungo il fianco, poi rivolta contro i rivali della famiglia Mallat. Il suo ritorno in laguna sarebbe stato dunque solo per lavorare come autotrasportatore, invece ne ha approfittato per inserirsi nella faida che sta agitando la città ormai da tempo. Il cugino, anche lui in manette, avrebbe partecipato a più battaglie, alle Zattere la scorsa settimana ma anche a quella di fine aprile, prendendo parte al pestaggio del 22enne accerchiato ai Santi Apostoli. Entrambi sono stati identificati come i responsabili dell'accoltellamento in Calle Lunga San Barnaba, per la procura classificato come tentato omicidio. Furto con scasso e danni alla sede della Croce Rossa del quartiere Altobello a Mestre. I fatti risalgono a ieri, sono stati resi noti dalla stessa Croce Rossa. Prima nel pomeriggio ignoti si sono introdotti nella struttura aprendo alcuni zaini dei volontari. Poi con tutta probabilità gli stessi autori del reato sono tornati di notte scassinando porte e portando via una decina di dispositivi tra tablet e smartphone. Gli ambienti sono stati messi a soqquadro e ci sono danni materiali a porte e locali. Colpire chi aiuta gli altri, ha commentato il Comitato di Venezia della Croce Rossa, è un gesto ancora più vile. La politica a poche ore dal voto in cui i cittadini saranno chiamati a eleggere il loro nuovo sindaco. Sentiamo l'appello di alcuni dei candidati. Noi tranquilli, non diventiamo il sindaco di Venezia. Ho usato anche il plurale maestatis. Diciamo che il nostro obiettivo, il nostro compito sarà quello di fare da promotori di idee, difensori della libertà e sicuramente di andare a fare da pungolo e spina nel fianco a chiunque governerà questa città e non farà ciò che ha promesso in campagna elettorale. Noi glielo ricorderemo tutti i giorni e ricorderemo eventualmente anche ai cittadini cosa hanno promesso e che cosa stanno facendo. Va da sé che se faranno le cose fatte bene noi gli daremo anche una mano. Mi permetto di andare oltre dicendo che sapete che in realtà ci sarà un ballottaggio al 99,99% periodico, ci sarà il centrodestra e il centrosinistra. Io chiedo a tutti quanti gli elettori di pensare alle varie liste civiche, perché le liste civiche che non siano già schierate prima delle elezioni, perché sapete che molti faranno già l'apparentamento, noi ad esempio non faremo apparentamenti, quindi nel momento in cui ci sarà da fare una scelta noi staremo alla finestra e guarderemo chi vincerà, quindi date forza a chi avrà la libertà di pensiero e non sarà legato alla partitocrazia romana. Si appella al voto Roberto Agirmo, candidato sindaco alle prossime elezioni comunali il 24 e 25 maggio a Venezia con Resistere Veneto, nella speranza che gli elettori possano dargli fiducia, così come il candidato di Prima il Veneto Punto, Pierangelo Del Zotto, che si definisce un vero veneziano, ciò di cui, sottolinea, ha bisogno la città. Io non mi rivolgo a coloro che da anni votano a destra, non mi rivolgo a coloro che da anni votano a sinistra, mi rivolgo a coloro che da decenni non votano perché sfiduciati dalla politica e dalla cattiva amministrazione. Io mi rivolgo a questi cittadini, uomini e donne, che non votano da 10, da 20, da 30 anni, facendo presente loro che noi siamo quelli che potrebbero cambiare la sorte della città. Siamo l'unica lista che ha all'interno di 36 nominativi 18 uomini e 18 donne. Quindi noi superiamo il problema del genere perché abbiamo una lista estremamente equilibrata. Io non sono nato a Marcon, io non sono nato a Milano, io sono veneziano. Votate l'originale e non le brutte copie. Giovanni Andrea Martini, con tutta la città insieme, invita al voto perché Venezia ha bisogno di un cambiamento vero, a partire dal tema della casa, suo cavallo di battaglia. 24 e 25 maggio è importante andare a votare, perché votare per tutta la città insieme, perché abbiamo un programma molto preciso per quel che riguarda la casa, quindi casa pubblica, restituzione delle case pubbliche chiuse e sfitte entro 5 anni di tutte le case pubbliche. Regolamentazione delle case private per quel che riguarda l'affitto turistico, quindi affittanze turistiche da ridurre,
Poi il tema più generale del turismo e quindi attenzione all'overtourism attraverso sistemi di regolamentazione, e poi il tema della sicurezza che va sia con una città viva, vissuta, sarà più sicura, ma anche con dei presidi fissi di stazioni di polizia urbana dislocate nei vari sestieri e nei vari quartieri, e poi il tema più generale dell'interesse pubblico che deve essere al primo posto rispetto all'interesse privato. Sicurezza, casa, lavoro, i candidati sindaco alle prossime comunali indicano i temi prioritari del loro programma elettorale. Da una parte il problema del turismo di massa a Venezia, dall'altra quello di un comune che si svuota sempre più di residenti e chi resta lo fa spesso e volentieri per ostinazione e perseveranza nel nome dell'amore per la città. Parole di Michele Boldrin, candidato sindaco di Ora. Il suo appello al voto di domenica e lunedì. L'ultimo tram che va alle 9, cioè ghettizzare gli immigranti. Allora, qual è il ragionamento che facciamo noi? Il ragionamento che facciamo noi, signori, per riuscire a ritornare a crescere, è una città viva, no? Venezia deve internazionalizzarsi, non c'è scampo, non ha una demografia, cioè non c'è pieno di giovani che faranno figli, tanto per capirsi, anzi bisogna cercare di offrirgli un'attrazione perché non scappino anche i pochi che ci sono. E allora due cose, poi non voglio parlare troppo, le rilascio la parola. E noi nel programma, se andate sul nostro sito, guardate, è molto dettagliato, io davvero lo dico, è l'unico programma concreto, dettagliato, che ha sia un arco quinquennale che decennale. Sono ottimista, se mi leggete una volta sono sicuro che vi convinco a leggermi la seconda. Poi vado in pensione per davvero, mi ritiro di nuovo a Campalto a guardarmi la laguna. La candidatura a sindaco di Claudio Verniere è sostenuta da Città Viva, è una lista civica di cittadini e cittadine che, delusi dalla gestione del comune degli ultimi anni, hanno deciso di impegnarsi in prima persona. È proprio il paradigma che è diverso, basta propaganda, proponiamo soluzioni nel breve, nel medio e nel lungo periodo, tutte cose fattibili che con tutta una serie di esempi che possiamo prendere da quella che è stata l'esperienza europea, Venezia capitale europea, parliamo di uno status da Venezia capitale europea, parliamo di una città che ha bisogno che le venga riconosciuta lo status di isola, quindi l'articolo 119 della nostra Costituzione va modificato per far sì che si liberino fondi che diano la possibilità a chi lavora nella pubblica amministrazione in primis di avere tutta una serie di aiuti economici maggiori se decidono di scegliere qui nella Venezia Insolare. Sappiamo bene che vivere qua nella Venezia Insolare è molto costoso, circa il 30% in più. Un'attenzione particolare alla sicurezza è contenuta nel programma presentato da Luigi Corò, candidato sindaco con futuro per Venezia Mestre. Corò è da sempre impegnato alla lotta al degrado. Abbiamo avuto modo di incontrare molti cittadini, non solo nelle piazze, ma anche nelle riunioni. Abbiamo avuto modo di sentirli e comprendere che quanto noi sosteniamo da tempo è senz'altro quanto è sentito anche dalla maggioranza dei cittadini. La sicurezza e il degrado sono senz'altro al primo posto. Noi rispetto agli altri possiamo dire di essere in prima linea da molti anni in questo. Noi non vogliamo parlare di questo in campagna elettorale, noi veniamo solo a fare delle proposte concrete basate sull'esperienza. L'esperienza sin qui, almeno negli ultimi 30 anni, ha dimostrato che tanto la sinistra quanto la destra non solo non hanno saputo amministrare, ma hanno fatto pure il male, mi riferisco alle inchieste. Quasi 1000 denunce in Veneto nel 2024 solo nel settore delle costruzioni, oltre 5.000 le denunce presentate in totale nello stesso periodo per danni da lavoro. I dati sono emersi nel corso del convegno promosso da Formedil Artigianato Veneto. In Veneto, come in Italia, nel settore edilizia le malattie professionali stanno aumentando, che è un dato da non leggere solo negativamente, perché
perché finalmente emergono. Negli ultimi anni le denunce di malattie professionali nel settore delle costruzioni hanno registrato un incremento significativo, confermando come la tutela della salute dei lavoratori rappresenti una delle principali sfide per il comparto edilizio. I dati confermano la necessità di mantenere alta l'attenzione. In Veneto, nel settore delle costruzioni, le denunce di malattie professionali sono passate dalle 417 del 2020 alle 981 del 2024, a fronte di un comparto che occupa circa 150.000 lavoratori. Complessivamente nello stesso periodo in Veneto sono state presentate oltre 5.500 denunce da circa 3.500 lavoratori. Disturbi muscoloscheletrici, patologie osteoarticolari, esposizione prolungata ad agenti chimici, vibrazioni e rumore sono tra le problematiche più diffuse nei cantieri, con effetti che spesso emergono dopo anni di attività lavorativa. Per approfondire il fenomeno e rafforzare gli strumenti di prevenzione, Forme Artigianato Veneto ha promosso un convegno dedicato al tema. Noi purtroppo ci leghiamo solo al fatto di dire mettiti il caschetto, metti i DPI, mettiti gli occhiali, perché segando con una molla flessibile, per dire, si può perdere un occhio, e questo magari lo facciamo solo, lo mettiamo solo per non prendere la multa. Prendere la multa o essere sanzionati gli organi competenti. Diciamo che questa cultura deve essere cambiata, perché bisogna tener conto che dobbiamo comunque farlo, perché ci può nuocere la salute. A Bibbione il settore delle locazioni brevi si conferma sempre più centrale nell'economia turistica locale. Nasce così un incontro rivolto a proprietari e gestori di appartamenti con l'obiettivo di fare chiarezza su normative, fiscalità e sicurezza. Ci sono 15.000 appartamenti che vengono gestiti in maniera non imprenditoriale, ma non solo, il comparto del turismo in appartamento rappresenta quasi 3 milioni delle intere presenze turistiche di questa località. Numeri che parlano chiaro: il settore delle locazioni brevi si conferma sempre più centrale nell'economia turistica locale. È per questo che Rescasa, insieme a Confcommercio Imprese per l'Italia, ha promosso un incontro rivolto a proprietari e gestioni di appartamenti turistici con l'obiettivo di fare chiarezza su normative, fiscalità e sicurezza in un comparto in rapida evoluzione. L'iniziativa, organizzata dal Mandamento di Portogruaro, Bibbione e Caorle, nasce dall'esigenza concreta di fornire strumenti aggiornati agli operatori chiamati a confrontarsi con regole sempre più complesse. Al centro anche il rafforzamento della rappresentanza del settore nei confronti delle istituzioni. Un mercato molto competitivo in cui il livello di professionalità è diventato determinante. Anche su una piazza importante come quella della Riviera Veneta sa che il professionismo farà la differenza. Ospiti molto più attenti richiedono professionisti dell'ospitalità. Circa 9.500 gli appartamenti gestiti in forma imprenditoriale per un totale di circa 78.000 posti letto, ma è il segmento non imprenditoriale a colpire maggiormente. 15.000 appartamenti gestiti da privati che mettono a disposizione quasi 75.000 posti letto, contribuendo a portare la capacità complessiva della località a circa 153.000. Un peso economico rilevante che si riflette anche sulle entrate pubbliche. Il 60% dei 5,6 milioni di euro annui derivati dall'imposta di soggiorno proviene proprio dal settore extraalberghiero, superando nettamente il 40% generato dagli hotel. È un turismo che cambia per questo settore, ma guai a guardarlo come in concorrenza a. Non è un turismo che fa concorrenza al settore alberghiero. L'extraalberghiero, la vacanza in appartamento, si sta evolvendo, sta diventando più moderna, ma è una vacanza diversa rispetto a quella del settore alberghiero. Notte europea dei musei con le aperture straordinarie di sabato al costo simbolico di €1. I musei archeologici nazionali di Venezia e della Laguna aderiscono alla Notte Europea dei Musei, in programma sabato 23 maggio, con aperture straordinarie serali e ingresso al costo simbolico di €1. A Venezia il Museo di Palazzo Grimani sarà aperto dalle 18 alle 22:30, con ultimo ingresso alle 21:30. Il biglietto speciale consentirà di visitare le collezioni permanenti e la mostra temporanea dell'artista ghanese Amaoko Boafo. It doesn't have to always make sense. Non deve avere per forza senso. Visitabile fino al 22 novembre 2026.
A Quarto d'Altino, il Parco Archeologico di Altino accoglierà il pubblico dalle 18 alle 22. Alle 20 è prevista una visita guidata dedicata ai reperti provenienti dall'antica città romana di Altinum e dalla necropoli. Per la visita la prenotazione è consigliata. Siamo in chiusura, ora sigla e previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione, buona serata.